I am my dream, second out, fuori i secondi. Qui c'è spazio solo per chi vuole essere i primi. Oggi siamo qui con Francesco Rucco, il sindaco di Vicenza. Grazie Luca. Una domanda, Francesco, una domanda che mi sorge spontanea. Cosa sono per te i giovani? Faccio partire il timer. Luca, i giovani sono la base della nostra società. Io ho avuto modo di apprezzarli molto in questo periodo di difficoltà, perché durante il periodo dell'epidemia, in particolare nel periodo del lockdown, i giovani vicentini sono stati un modello per noi, perché sono stati un punto di riferimento, hanno rispettato le regole che davamo molto restrittive e hanno continuato nel loro percorso di vita, per esempio frequentando la scuola a tutti i livelli, quindi dai bambini più piccoli ai ragazzi fino all'università. E devo dire che è stato sicuramente un momento difficile, ho apprezzato tantissimo la loro caparbietà e il loro rispetto delle regole, ripeto. I giovani sono la base su cui dobbiamo lavorare per avere una generazione in futuro che sia in grado di governare il nostro paese e dare risposte, e le persone più adulte devono in questo momento garantire loro un percorso di crescita che sia legato ad esempio al mondo del lavoro, perché la crisi del mondo del lavoro fa sì che il 50% dei giovani sotto i 30 anni sia oggi disoccupato, e quindi sta alle istituzioni, sta alla politica mettersi nelle condizioni di dare risposte concrete a loro, dando posti di lavoro, dando risorse economiche per chi magari ha più difficoltà di inserimento sociale, con famiglie che magari non riescono a garantire gli studi universitari, quindi dare loro borse di studio per far bene. E poi, visto che ci sei tu che mi fai questa domanda, i giovani e lo sport. I giovani e lo sport bisogna assolutamente fare in modo che i giovani abbiano spazi per fare lo sport, tutti gli sport, anche quelli minori, quindi non ci teniamo solo magari a quelli più popolari come il calcio, il basket, ma anche gli sport minori, quelli magari di sacrificio che poi danno valori importanti ai ragazzi che poi avranno un domani delle famiglie e dei figli a loro volta a cui trasmetterli in maniera appunto positiva, quindi questo è il tema. Sì, quindi in questo momento diciamo di difficoltà stiamo vivendo questa diciamo rivalutazione anche dei ragazzi. I giovani secondo me hanno bisogno appunto anche di trovare delle giuste motivazioni ed uno spirito diciamo nuovo per sognare, per identificare il loro futuro, no? Cioè, quindi anche come dire, un'altra domanda sempre molto legata ai giovani che mi sorge spontanea è questa qua, cioè quanto noi diciamo sia come istituzioni ma anche come genitori e come dobbiamo investire su di loro, su questi giovani, cosa possiamo fare noi? Parlo anch'io da giovane, ma giovane un po' più adulto rispetto a loro. Ma dobbiamo sicuramente garantire loro un livello scolastico sufficiente per far sì che domani siano la nostra classe dirigente del futuro. Abbiamo finito qui questa prima domanda. Luca, una domanda io per te adesso, ma per te quanto vale l'opinione o il giudizio altrui? Ma diciamo che è importante, il giudizio è molto importante, è importante soprattutto far vedere alle persone che si rappresenta quello che realmente si è. Io credo fortemente in questa cosa, soprattutto quando poi devo farmi vedere, farmi notare dai più giovani. Molto spesso mi capita di fare degli interventi anche magari un po' fuori luogo in certi contesti, perché voglio prendermi a volte anche la libertà di dire esattamente quello che penso. Penso che l'onestà personale sia fondamentale, ma essere come dire onesti con se stessi prima di tutto e poi esserlo con gli altri. Quindi molte volte lo sport che faccio me lo insegna. Io non posso fare finta di essermi preparato, io lo so dentro di me se sono preparato o se non sono preparato. Quindi
voglio far vedere alle persone che io sono quello che sono, ecco, questo secondo me è importante. Molte volte mi piace anche lanciare delle frecciatine per vedere come si comportano nei miei confronti. È successo qualche tempo fa che ho pubblicato delle foto apposta per vedere il commento che fanno delle persone, perché se fai delle foto con delle persone che magari non sono bene amate dal pubblico e le pubblichi, a volte succede che due sono le risposte che ti possono dare. Una è quella di dire guarda, sei di fianco a una persona che ha fatto qualcosa di sbagliato, o due, l'altra cosa importante, è quella che ti dicono a te Luca guarda che vai a rovinare la tua immagine, e io molto spesso lì ci gioco e dico la mia immagine non dipende da chi ho di fianco, la mia immagine cerco di farla vedere nel mio sport e nella mia vita quotidiana, tutto quello che voglio rappresentare, ma non solamente attraverso la mia vita quotidiana, ma anche attraverso i social, anche attraverso il mio lavoro, la palestra, i ragazzi in cui vengono. Voglio far vedere che sono esattamente lo specchio di quello che faccio vedere. Ecco, per me questa è la cosa più importante in assoluto, far vedere esattamente quello che si è. E poi logicamente c'è l'altro aspetto che bisogna anche un po' far vedere alle persone il ruolo in cui si rappresenta, quindi un campione giustamente oltre a essere simpatico, divertente, deve anche far vedere l'altra faccia, quindi la faccia della persona seria che si allena, è professionale. Io dico sempre, non sono solo un professionista, ma sono professionista professionale. Ecco, questa cosa qua è una cosa che mi piace molto far vedere alla gente. Abbiamo concluso, l'altra domanda. Terza e ultima domanda. Come ti relazioni con le persone? Cioè, la differenza tra la sfera pubblica e la sfera privata? Ma guarda, io sono una persona a cui piace molto stare in compagnia. Lo sono sempre stato anche prima che facessi politica, anzi la politica e l'impegno amministrativo mi ha portato naturalmente a stare di più in mezzo alla gente. E devo dire che la cosa che ho evidenziato, che è prevalsa anche all'interno della mia sfera privata, è che mantengo lo stesso atteggiamento, nel senso che come mi vedi in compagnia, al tavolo, con degli amici a farsi una serata, mi trovi nello stesso momento all'interno di una scuola a parlare con dei bambini o con dei ragazzi in maniera assolutamente tranquilla. Vivo l'impegno civico come un impegno informale, cioè bisogna risolvere i problemi, però allo stesso tempo bisogna anche un po' sdrammatizzare l'impegno che stiamo portando avanti, soprattutto in questo periodo storico. Quindi io, per quanto riguarda, le due posizioni coincidono assolutamente. E tu invece come la vivi? Ma semplicemente siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché effettivamente anch'io vivo le due cose in maniera abbastanza simili, nel senso che a casa con la mia famiglia mi comporto esattamente proprio come in pubblico, come in palestra, come quando salgo sul ring. Cerco di essere molto determinato, ma in entrambi i campi. Cerco di essere assolutamente divertente, perché credo che a volte anche la vita vada presa con un po' di qualche battuta sdrammatizza, quindi Sì, anche sopra il ring, non ti nascondo che tante volte saliamo sul ring e con il maestro ci facciamo due battute molto, molto ridicole, sebbene poi siamo anche tesi allo stesso tempo, concentrati e tesi. E poi quando parlo con i ragazzini, che magari per alcuni sono esattamente un idolo, una persona da seguire, a me non piace mai farmi vedere così, mi piace sempre identificarmi come un loro fratello maggiore, come una persona divertente, però allo stesso tempo anche che ha fatto di una passione, di un sogno, un lavoro, ed è questo che voglio un po' insegnare ai giovani. Quindi cerco sempre di mantenere la stessa lunghezza d'onda sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata. Ecco, quindi credo fortemente che queste due cose, soprattutto per chi deve fare un certo tipo di lavoro come il mio, come quello del sindaco, devono correre esattamente su due binari paralleli, ma alla fine devono anche un po' convergere verso una stessa direzione. Ecco.
Bene, abbiamo concluso anche questa terza e ultima domanda condivisa. Buona la prima. Buona. Grazie ancora, Sindaco. Grazie a te.